Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova esperienza. Oggi sarà a dir poco spettacolare. Ci troviamo a Malo, in provincia di Vicenza, e siamo davanti al Buso della Rana, una grotta più grande del Veneto. Si sviluppa in circa 40 km. Ovviamente oggi noi ne visiteremo solo una piccola parte. Spero di portarvi più filmato possibile perché al suo interno non c'è luce artificiale. Adesso noi andiamo a prepararci. Aspetteremo l'arrivo delle guide speleologiche che ci porteranno al suo interno. Quindi restate lì e buona visione. Andiamo! Ed eccoci pronti. Qui si fa la sauna, ma adesso andiamo al fresco. Venite con me. E dopo un piccolo briefing si entra. Voglio precisare che questa è stata la prima volta che entro con delle guide nelle viscere della terra, quindi è proprio un passare letteralmente da un mondo a un altro, un mondo che è stato per me meraviglioso e consiglio a tutti di provare un'esperienza del genere almeno una volta nella vita. Viene ancora più avanti se ricongiunge. Ovviamente in questo video vedremo alcuni dei passaggi più belli, quindi mi raccomando restate lì fino alla fine e buona visione. Wow, bellissimo. Il Buso della Rana è una grandiosa cavità naturale, un incredibile labirinto di quasi 40 km di sviluppo totale, situato a Monte di Malo, in provincia di Vicenza, formatasi nel corso di alcuni milioni di anni ad opera dell'azione lenta ma inarrestabile dell'acqua. Rappresenta oggi uno dei più importanti sistemi carsici d'Italia. Siamo entrati ed è molto freddo. L'escursione, adatta a tutti a partire da 12 anni d'età, prende avvio all'enorme ingresso che si apre alla base di un'ampia parete rocciosa e prosegue per il tratto dal ramo principale fino a raggiungere il sifone, una strettoia alta circa 40 cm, da superare con un emozionante passaggio in strisciata. Quindi quando si allaga, questo è il livello dell'acqua. Nero qua. Si vede tanto. Questi sono pezzi che sono crollati. Non so quanti anni fa. Sa che bomba. Stupendo. Ed eccoci arrivati al punto più emozionante di tutto il giro, al sifone. Uno alla volta strisceremo in questo stretto passaggio. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i link per avere informazioni su come visitare il Buso della Rana. Filata la testa sotto è difficile credere di passare, ma grazie alle indicazioni delle nostre meravigliose guide
è più semplice di quel che sembra. Vai. Aspetta un attimo che arrivo. La camera. Sta di dieta qua per passare. Stai sì? Ok. Dopo aspetta un attimo Antonio che vado io. Così mi cavo dal muoio. Grazie di prendermi. Grazie mille Silvini. Fatta. Ci siamo passati, ragazzi, stupendo, è dire poco. Sono Antonio e Dario. Ecco, un altro nato. Partorio. Un altro parto. È gemellare sto parto perché qua che ne un altro nella saccara. Ma già molto per Bene. Questa è la sala del trono. Il nome deriva da quella concrezione che vedete lì in fondo dove stanno passando tutti. Ok. Che sembra effettivamente un trono. Ed ecco il celebre laghetto di Caronte, uno specchio d'acqua lungo circa 20 metri. Viene attraversato con l'aiuto di un canotto o utilizzando la piccola ferrata Kai. Sì. Siamo nel bene. Viaggio al centro della Terra. Bellissimo. All'interno sono stati trovati numerosi reperti, come ad esempio denti di squalo, che permisero di ricostruire il paleoambiente marino tra 34 e 37 milioni di anni fa. Ovviamente quando prenotate l'esperienza al Buso della Rana vi viene consigliato il vestiario da indossare. L'unica cosa che vi viene consegnata
per la vostra protezione è il caschetto e il cinturone per la ferratina. Ora questa è proprio come fare un muretto fatto qua, come gli agenti sentiti. Spettacolare. Qui ci troviamo al Trivio, dove converge il percorso di ritorno a destra e il cammino prosegue dritto lungo una bellissima condotta. E questa è la cascata. Stupendo. Bella. Ah sì, è una tartaruga. Basta. Viola, bellissimo, e tutte piccole stalactiti che crescono, giovani che crescono. Un altro parto. Ragazzi, questa dovete venire a farla assolutamente, non c'è aggettivo. È una corda, quando si ancora sulla scala di agganciare, quando si tratta di allungare un po' il cilindro con un caminetto, e quindi quella corda si porta fuori. Saliamo. Break. Siamo al Giro di Boa. Una corda che non ho ancora capito se dopo Tanto vedo che ci ticchia che non vuoi più. Basta. sulla corda che arriva lì. Non ho mai provato a risalire perché mi insegna che la corda. Beh, siamo arrivati al Giro di Boa. Ci troviamo in questa stanza enorme chiamata anche la sala da pranzo. Qui, dopo uno spuntino, torniamo indietro. Si torna indietro. No, adesso vediamo i due scarichi. Sassi.
penso che posso io. Messo professionale. Strettoia. Sì. A posto. Wow, che meraviglia che ha scavato l'acqua! Strettoia! Strettoia! Dentro vedete signori. Più alto che poi il piede ti spingi in su. Ma stavano a spingere. Prima della parte stretta e passa senza problemi. Una palla. Grazie. Quella parte che spinge, poi cammini più sempre. Meraviglioso. E tra poco facciamo un bel bagnetto. E tornando indietro facciamo una deviazione che ci fa passare per lo splendido ramo delle Marmitte, dove si entra in acqua fino al livello del bacino. Oh, che fredda! Comunque dopo secondo via. Ah, sparo bene. No, io facevo queste video della capofoto. Si ritira tutto qua. Aiuto. Gatto qua. Ah, bella fresca. Siamo quasi all'uscita. Signori, siamo ritornati alla realtà. E luce fu. Siamo usciti. Ragazzi, non ci sono parole. Spero che si sia visto qualcosa. È stato spettacolare. Mamma mia, sembra un altro mondo. Più caldino qua. Ed eccoci anche alla fine di questa spettacolare esperienza nelle viscere della terra. Quindi voglio cominciare con salutare i compagni di viaggio e voglio ringraziare le guide che ci hanno accompagnato e soprattutto ringrazio anche
Stefano e Alessia che tramite la loro agenzia di viaggio online ti hanno fatto arrivare fino a qui. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e come sempre noi ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao! Diego, i coralli questi.